Un saluto anche a tutti coloro che sono collegati da casa. Direi di dare subito inizio a quello che è poi la presentazione del bollettino e dopo passiamo anche alle altre informazioni. Allora, scusate, voi sapete, abbiamo superato il 1.000.000 di tamponi e siamo arrivati a 1.013.676. Ne abbiamo fatte nelle ultime 24 ore 11.791. Quindi mediamente almeno 10.000 al giorno si fanno. I positivi ad oggi in Veneto sono 19.327. 19.327. Sono più 9 nelle ultime 24 ore, ma rispetto al bollettino di ieri sera erano in più. Ovvio che abbiamo caricato i positivi delle ultime 24 ore. L'isolamento 768, meno 13. Il totale dei morti è 2024, una persona in più ha perso la vita. I ricoverati sono 169, dei quali 16 positivi. 169 dei quali 16 positivi. In terapia intensiva abbiamo 10 pazienti, dei quali, come potete immaginare, 2 positivi, perché sono i 2 positivi noti. I dimessi sono 3.611, numero invariato. I nati sono 76. Il bollettino, come vedete, conferma un trend che da molto abbiamo, che è quello, se consideriamo i 2 in più in terapia intensiva, siamo passati da 8 a 10, e i 2 in più ovviamente sono positivi, perché se arrivi in terapia intensiva, salvo casi estremi, si arrivi anche con la positività, e si può dire insomma, che la situazione è assolutamente affrontabile e definirei una situazione di tranquillità per il Veneto. Resta fermo il grande tema, da un lato, del rispetto di non abbassare la guardia. Anche questa mattina dei vostri colleghi mi chiedevano, e giustamente adesso vanno, come si può dire, si fa sempre più vedere immagini di assembramenti, feste e quant'altro. È assurdo, non bisogna abbassare la guardia, perché comunque il virus, se anche in maniera minimale, se anche con minor virulenza, c'è, e quindi l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti è fondamentale. Dall'altro, come vi ho detto l'altro giorno, c'è il grande tema del virus in importazione. Qualcuno dice: Mazzaia fa tutto sto casino per 5 contagiati. Allora, premesso che stiamo parlando di vite umane e stiamo parlando di salute pubblica, io non faccio nessun casino, sto semplicemente dicendo che dopo mesi di lockdown, dopo sacrifici che abbiamo fatto, trovo assurdo che ci andiamo a prendere il virus da fuori, ce lo portiamo a casa, fermo restando che in questo momento la situazione è sotto controllo. Prima di parlarvi dell'ordinanza vorrei farvi vedere cosa vi ho detto venerdì, perché trovo anche inaccettabile che qualcuno dica: Zai ha fatto retromarcia. Io non ho fatto nessuna retromarcia, non ho mai annunciato ordinanze per rifare il lockdown e altre menate del genere. Voi ne siete testimoni, tanto è vero che lo avete detto anche i veneti, ma qualcuno a livello nazionale ha voluto far passare l'idea che qui si fossero annunciate attività di ulteriore restrizione, di chiusure di ristoranti, bar. Io non ho mai detto queste robe. Prova ne sia che vi ho fatto prendere la parte focale, diciamo, della famosa conferenza di venerdì, nella quale io parlo chiaramente di restrizioni che stavamo programmando relative agli isolamenti fiduciari, al TSO e alle cose che sapete. Diamo solo un'occhiata, anche perché, come si può dire, bisogna essere galantuomini nella vita, no? E non lazzaroni. Dura un minuto, adesso non è che andiamo a volume. Scusate, non c'è volume. Aspettiamo un attimo. Ma non avete fatto le prove prima?
Vabbè, lo vedremo dopo, via. Lo vediamo dopo. Non c'è volume. Allora vi dicevo, è fondamentale dire che oggi noi diamo, diciamo, compimento a quello che è stato il tema del venerdì e il fatto che dobbiamo prendere atto, e vedete che in tempi non sospetti, io ve l'ho detto, voi ne siete stati assolutamente dei notai impeccabili, quando vi ho detto da settimane vi sto dicendo guardate che l'OMS deve darci un quadro della gestione sanitaria dei diversi paesi. L'OMS è l'ONU della sanità, non possiamo essere noi andare a valutare, a fare le valutazioni di rischio rispetto alla sanità del paese A piuttosto che del paese B. Dall'altro non posso non guardare dei dati e vi do solo un dato, dopo vi do la tabellina comunque, signori, ve la faccio avere, avete risolto? No, un po', a meno che non abbiate il microfono portatile. Allora dicevo, pensate solo che dal 1° luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi che sono un'inezia dal punto di vista epidemiologico. 28 contagi in una settimana su 5 milioni di veneti, probabilmente ci sono patologie che stanno aggredendo molto di più la nostra comunità in questa fase. Però dei 28 contagi, 15 sono di virus importato che coinvolgono stranieri. E non vi ho preso una settimana degli immigrati della caserma Serena di Treviso, però una settimana tranquilla, dal 1° luglio. Quindi il vero tema emergente oggi, e guardate, lo dico a scanso di quello, che non venga fuori razzismo, stiamo parlando di sanità pubblica, stiamo parlando della salute per prima di questi cittadini stranieri e poi ovviamente della comunità. Cioè il nostro unico interesse è che non si diffonda virus. Se osservate questo tema state collando un po' in tutte le regioni, un po' in tutti i paesi a livello internazionale. Mi diceva stamattina la dottoressa Russo addirittura che c'è sempre più letteratura sui contagi transfrontalieri tra paesi che noi riconosciamo, diciamo, all'avanguardia dal punto di vista sanitario. La Svizzera con la Francia piuttosto che la Slovenia con l'Italia e così via, o altri casi che si possono citare. Faccio solo degli esempi. 15 su 28 contagiati dal 1° luglio, vi do la tabellina, avete anche le nazionalità, 15 sono di nazionalità non italiana e sono o residenti che sono andati a casa e sono tornati, oppure sono residenti che hanno avuto contatti, sono immigrati stranieri, scusate, che sono residenti qui e che magari hanno avuto contagio nella loro comunità con persone rientrate. Allora, siccome il Veneto si è sempre dimostrato all'avanguardia, ringrazio la dottoressa Russo per appunto per il servizio che sta facendo anche col Dipartimento Prevenzione, noi abbiamo semplicemente annunciato venerdì un'ordinanza che mette un po' in fila alla luce. Capite, questo qui è come sta lì a carburare, no? Per sempre dare la giustatina. Adesso noi abbiamo capito che il tema del portarci il contagio a casa è vero pericolo. Cioè il Veneto è sostanzialmente, si può quasi dichiarare indenne, no? Se dovessimo guardare, perché i nostri contagi che abbiamo, i 13 contagi sui 25 del 1° luglio, cioè di questa settimana, i 13 diciamo veneti, sono o RSA o contagi familiari, cioè stiamo parlando di microfocolai, non stiamo parlando di cose importanti. Per questo mi sono arrabbiato e dico, madonna, cioè, con tutto il lavoro che abbiamo fatto ce lo portiamo da fuori, a me sembra un assurdo, no? Un minimo di attenzione e risolvere magari qualche problema se lo evitavamo. L'ordinanza è datata oggi, 6 luglio, è un'ordinanza semplice e anche complicata per quello che si decide. Semplice perché è facile e comprensibile a chiunque, complicata perché bisogna lavorare di più, questo è poco ma sicuro. Ripeto, l'ordinanza va nella direzione di dire abbiamo 2 isolamenti fondamentali, il positivo isolato e curato e il contatto stretto che è negativo che comunque è l'isolamento fiduciario. Ringrazio anche l'avvocato Botteo che come avvocatura ha dato il cappello giuridico a questa ordinanza. Ve la leggo e ci mette a meno di quello che voi pensiate.
Primo punto dell'ordinanza, obbligo di isolamento fiduciario. È stabilito come misura regionale ai sensi degli articoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 19 del 2020, l'isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi. Quindi 14 giorni di isolamento fiduciario chi se lo fa? In caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone. L'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto avuto. L'isolamento dovrà proseguire in caso di accertamento di positività. Cioè tu stai isolato, vedi che il 13° giorno diventi positivo, continui i 14 giorni, a meno che tu non abbia bisogno di cure. Secondo caso, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Allora, questo allegato 1 che noi vediamo sono sostanzialmente i paesi europei, quindi stiamo parlando di paesi diversi dall'allegato 1, però prendiamo come riferimento l'allegato 1 che sono 36 paesi, perché sennò dovremmo citare ogni volta la lista del resto del mondo, no? Allora, questi 36 paesi non hanno quarantena entrando in Veneto, entrando in Italia. Allora, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1 determina l'obbligo di isolamento fiduciario, isolamento a durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto. Quindi tutti coloro che vengono da paesi che non sono in questa lista di 36, 14 giorni, e facciamo chiarezza una volta per tutte. 3. Con presenza, cioè una parola sola, con presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo Celsius, è la stessa roba. Stessa roba. Scusa. No, non è Fahrenheit, siamo troppo sopportati. No, ho detto che la compresenza di sindrome respiratoria, cioè difficoltà respiratoria, e 37,5 di febbre, per capirsi, pone il soggetto in isolamento, o meglio fa un autoisolamento e contatta subito il medico. Fino a qua abbiamo fatto chiarezza sugli isolamenti e come si fanno. Isolamento in struttura extraalberghiere. L'azienda ULSS che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'articolo 1,6 del decreto legge 33 del 15/5/2020, in relazione al numero dei conviventi in abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'azienda medesima, in collaborazione con la Protezione Civile, in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato. Allora noi diciamo che se c'è un'azienda ULSS che ha difficoltà a mettere in isolamento in famiglia le persone, trova la soluzione ovviamente ad hoc, in strutture ovviamente dedicate. Punto 3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative. E qua ci dobbiamo capire, cominciamo a entrare nella fase più complicata. Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening, quindi obbligo, con tampone rinofaringeo per la ricerca del Covid, quindi stiamo parlando del coronavirus, tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, cioè entrano o tornano a casa, dopo un viaggio in un paese diverso da quelli dell'allegato 1. Ciò vuol dire che se io vengo dalla Tunisia, ci vengo per lavorare, faccio la procedura che poi vedrete, o se io sono un veneto che è andato a montare una macchina in Tunisia e torna a casa entro le 120 ore, comunque fa la procedura che adesso vi dico. Il caso della Serbia sarebbe stato tipico, no? Sono andati e avrebbero fatto subito la procedura. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rinofaringeo o faringeo all'arrivo in Veneto, quindi appena tornano a casa o arrivano in Veneto fanno il tampone, e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'ULSS, cioè gratuita. Stiamo parlando di aziende qua, signori.
Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda ULSS di riferimento e riammette temporaneamente il lavoratore se il primo tampone è negativo. Quindi arrivi, tampone negativo, torni a lavorare, evito di leggere il resto, ti metti la mascherina chirurgica, c'è scritto, facciamo l'altro tampone negativo, ti togli la mascherina e lavori liberamente. Se tu non torni per lavorare, siccome sei nei paesi che non sono nell'allegato 1, ti fai 14 giorni di quarantena. Ovvero, se arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta l'altra fila. Obbligo di denuncia e segnalazione. È fatto obbligo per le direzioni generali delle ULSS e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui l'articolo 1 dei i tre articoli che vi ho appena detto, cioè l'isolamento, il tampone per chi viene o rientra dall'estero o arriva dall'estero, della presente ordinanza di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo del 331 del codice di procedura penale. È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati all'isolamento, ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato. Quindi da oggi tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati al sindaco, al prefetto e all'autorità giudiziaria. Quindi per mettere in totale nelle condizioni assolute di controllare. Punto 5. Rifiuto di ricovero. I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti e risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi dell'articolo 55 e successivi del codice per procedura penale. Quindi il caso della persona che ha titolo di essere ricoverata dal punto di vista clinico, no? Perché è positivo a sintomi non può non essere ricoverato, si rifiuta il ricovero. Ecco, se rifiuta il ricovero parte la denuncia d'ufficio, non si sta lì a dire ma vediamo, facciamo obbligo all'azienda ospedaliera di provvedere alla denuncia. Sanzioni. Nel caso di violazione dell'articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un'uscita dal luogo di isolamento, cioè negativo che è in isolamento per capirsi, si applica sanzione pecuniaria di 1.000 euro, questa la sapevate. In caso di violazione dell'articolo 3 si applica a carico del datore di lavoro, stiamo parlando dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo, la sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda, quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro, in maniera tale che ci sia, come si può dire, siccome il servizio è gratuito, c'è solo la fatica di dire cara ULSS, mi sta rientrando un lavoratore da uno di questi paesi, vieni a fare il tampone. Si richiamano tra le altre le sanzioni penali previste all'articolo 452 del codice penale con reclusione da 1 a 12 anni, e dell'articolo 1,6 del DL 3320 e dell'articolo 260 del Regio Decreto quello che è, con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con ammenda da 500 a 5.000 euro di multa. Cioè stiamo dicendo che se un positivo va in giro, c'è il carcere, c'è l'arresto e c'è tutta una serie di attività che si possono fare. Le disposizioni finali ve le risparmio, che sono relative al conto corrente dove si verseranno ovviamente le sanzioni, poi c'è la durata che è fino al 30 luglio, se non ricordo male. 31 luglio. Allora, qual è il tema?
Il tema è quello di aver messo in ordine alcuni fattori che conoscevamo già, altri che abbiamo introdotto, come questo che è assolutamente innovativo del doppio tampone per i lavoratori che vengono dai paesi non dell'aggregato 1 che vi daremo. Io ho fatto l'esempio da Serbia, ma possono essere altri paesi, la Tunisia, tutto il resto, anche gli Stati Uniti, no? Voi sapete che gli Stati Uniti hanno la quarantena in questo momento. Avessimo noi un dipendente che va negli Stati Uniti e torna a casa dopo aver fatto la sua attività lavorativa, deve farsi 2 tamponi e stare una settimana con la mascherina. Ovvio è che ci aspettiamo che a livello nazionale si inaspriscano. A livello nazionale mi aspetto che si vada a inasprire il tema e quindi si riporti al penale l'isolamento fiduciario del negativo, perché ad oggi resta un'ammenda di 1.000 euro e noi non possiamo introdurre il penale su questo. Mi aspetto che sul ricovero coatto, noi ci abbiamo introdotto la denuncia d'ufficio eccetera, si provveda, e di questo ne ha parlato anche il ministro Speranza, e ho letto anche una sua intervista, ho visto che è Kenina, si provveda a trovare una modalità che si può assolutamente identificare con un decreto, ma in realtà i sanitari, che sono gli unici titolati, decidano se provvedere a un isolamento fiduciario presso la residenza di un positivo, e noi siamo assolutamente per questo, perché tutti quelli che possono essere curati a casa bene, che restino a casa, ma se il caso è grave, è una persona, un paziente che ha sintomi evidenti, eviterei di disperdere il virus in giro per il territorio, perché questo magari o questa non vogliono farsi curare. Vi lascerei spazio per le domande, immagino che ne abbiate, e ovviamente si è introdotto in questa ordinanza il tema dell'alternativa alla residenza per l'isolamento, qualora non vi fosse possibilità di fare un isolamento appropriato, di introdurre anche nuove strutture. Tosato, Vanzan, Zambon, Fois, Giacomuzzo, se ho capito. Poi ovviamente sono a disposizione la dottoressa Russo dalla parte di prevenzione e l'avvocato Boteon se anche aspetti di natura giuridica. Se parlate forte mi fa un piacere. Proviamo a gridare un po'. Bravo. Presidente, buongiorno. Siccome lei ha toccato diversi punti, no? Vuole chiarire questo aspetto per cortesia, ovvero ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono mandati in un paese diverso da quelli segnalati nell'elenco, che immagino siano i paesi dell'Unione Europea, Sì. più altri. Quando opera Città del Vaticano c'è tutta una serie di paesi. Comunque diciamo Croazia che non ha Schengen. Ecco. Ci ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono inviati lì in questi paesi diversi da quelli dell'elenco dei 36 e vengono sottoposti a tampone prima, devono mantenere la mascherina per una settimana in attesa del secondo tampone, se il primo sarà negativo. Cosa succede invece a persone di nazionalità straniera che hanno un contratto regolare in Italia, tornano in vacanza nel loro paese e poi rientrano in Italia? L'ingresso al posto di lavoro è identico. È la stessa? Identica cosa. Se invece tornano dal paese, e questa è un'eccezione che si fa solo del posto di lavoro per ovvi motivi, si mettono in quarantena. Cioè il cittadino tunisino che torna a casa per le vacanze si fa 14 giorni di quarantena quando torna. Il cittadino americano che torna a casa e per fare le vacanze va via, torna a casa, se non deve rientrare nel processo produttivo, si fa 14 giorni in quarantena. Dov'è il doppio controllo? E voi dite, ma uno potrebbe dire che va in vacanza e invece va a lavorare. Il doppio controllo abbiamo nel datore del lavoro che abbiamo investito nella responsabilità a costo zero, dicendo se tu hai un lavoratore che mi rientra me lo segnali, altrimenti io so che è d'ufficio in quarantena per 14 giorni. Ma mi scusi, che differenza c'è? C'è una differenza. No, ma c'è un punto che proprio non capisco. Te lo spiego io. Te lo spiego. Il DPCM prevede che i lavoratori che vanno in questi paesi, se stanno per meno di 120 ore, 5 giorni, possono rientrare senza nessuna quarantena.
E questo è il grande vulnus. Noi stiamo coprendo, ve lo ripeto perché giustamente qualcuno dice che parlo troppo forte. Allora, il tema qual è? Che oggi noi sappiamo che tranne questi 36 paesi, tutto il resto del mondo fa 14 giorni di quarantena se arriva in Italia. E fin qua ci siamo. Però il DPCM ci dice che andando in quei paesi un lavoratore o anche un cittadino qualsiasi dice va, io sono nel Marocco, vado a casa, sono gli aerei, ci vado a casa e ci torno entro le 120 ore, fermatemi se non sono chiaro, non ha l'obbligo di nessuna quarantena. E voi capite che questo è un problema non poco rilevante, perché in 5 giorni tu puoi avere contatti e eventuali infezioni che noi non riusciamo a governare. Quindi abbiamo introdotto questo nuovo elemento. Quindi facciamo l'esempio tanto per capirci, un cittadino del Marocco che torna a casa e se ne sta per non più di 120 ore, non può essere sottoposto alla quarantena, ma può essere sottoposto al doppio tampone. Sì, ma noi lo intercettiamo in questo caso, l'unica cosa che possiamo fare nel posto di lavoro. Se quel cittadino è andato a casa, che so, a trovare un parente, a fare 2 giorni un matrimonio, una roba, mi torna a casa e non va a lavorare, qui non ho più la collaborazione del datore di lavoro, resta il vulnus del DPCM. Cioè lui in teoria, anzi per legge, non è tenuto di mettersi in quarantena, perché è stato meno di 5 giorni di 120 ore fuori. Se invece se ne sta un mese, in questo Quarantena. caso non è previsto. Capite che però sopra le 120 ore si fa la quarantena qui da noi, però quello è il tema. Poi sul tema di senso civico da un lato, no? Di dire riconosco che ho l'obbligo della quarantena, ma poi io la vedo anche sul fronte delle sanzioni, perché noi non possiamo basare tutto sul senso civico, perché ci sono alcuni, lo abbiamo capito, che tornano, non dichiarano che sono tornati, che controllo riusciamo a fare. Quindi il governo qui deve darci una mano sulle sanzioni, deve darci una mano sulle sanzioni. Io di questo sono assolutamente convinto. Quindi scusi, facciamo un esempio molto pratico. Sì. Adesso c'è l'estate, magari è il periodo in cui in tante famiglie le badanti rientrano nel paese d'origine per le ferie. Sì. In una famiglia la badante parte, se ne sta un mese in Moldavia, tanto per fare un esempio. Che cosa succede a rientro? Noi comunque sei in Moldavia, anche se è nella lista dell'europea, ti ricordo, e c'è l'obbligo del tampone, cioè il datore di lavoro ci deve segnalare la badante, perché noi abbiamo fatto un provvedimento ad hoc per le badanti. Quindi vi ricordate l'altro giorno che sulle badanti comunque si fa d'ufficio a prescindere dalla nazionalità, perché curano persone. Ma non era obbligatorio? No. Prego. Sì, è raccomandato, sì, assolutamente. È raccomandato per le badanti, sì, assolutamente sì. No, non l'avevo capito, scusami. Però sulle badanti abbiamo fatto questo provvedimento, no? Sapendo che comunque le badanti sono all'interno della lista dei paesi per i quali non è prevista la quarantena, tra l'altro. Fondamentalmente, a meno che non ci sia qualcuno che viene da fuori, che sono dalle Filippine, da altri territori. E insomma, se la badante torna il datore di lavoro, cosa deve fare? Allora, io penso che il datore, parliamo delle badanti, a prescindere dalla nazionalità, c'è questa grande opportunità, che è un fatto di civiltà, che chi è la badante che rientra ci chiede gratuitamente al tampone e riusciamo a fare un monitoraggio. Io penso che nessuno voglia mettere a repentaglio la vita dell'assistito, dei familiari. Avete visto che con le badanti dell'altra volta abbiamo avuto infettati sia l'assistita che la figlia dell'assistita, oltre ad avere altre 4 persone del bambino. Quindi è fondamentale fare il tampone. E la segnalazione, la richiesta va fatta all'USI. Sì. Considerate che questi sono tutti grandi flussi, stiamo parlando di grandi movimentazioni, quindi io ringrazio anche le USI per il sacrificio che faranno, però stiamo tentando piano piano di tappare le falle che non sono grosse, però ci sono ancora delle falle dal punto di vista legislativo. Se il governo decidesse di normare di più questa fase non sarebbe male.
Lanzan. Possiamo un attimo ricapitolare, Presidente, cosa succede nei paesi gli altri 36, cioè quelli che non sono nella lista dei 36. Quindi vado in Francia, torno, arriva un italiano francese o una badante francese, o che ne so, tedesca, non ha obbligo di No, quarantena. ha solo raccomandato il tampone se è una badante. Perfetto. Il rischio comunque rimane, perché non esclude che in Francia o in Germania Certo. ci sia stato in contatto con persona positiva e che magari... Ma questo lo prevede la legge ADA, Perfetto, benissimo. il DPCM. Chi è che il datore di lavoro, sia che abbia una fabbrica, e a quel punto deve fare per tutti quanti, cioè per tutti quelli che rientrano, se non lo fa deve pagare per tutti gli altri, o la badante, cioè, ci sarà un numero di telefono, perché immagino che chiamo chi bus generica, medico di famiglia, Abbiamo quello dei SISP, adesso per carità, ben venga questa domanda, li allegheremo al comunicato di oggi, quindi se voi li ripetete poi nei vostri articoli. L'altra cosa invece, Presidente, Quindi Carlo, raccogliamo i numeri. quando c'è l'isolamento in una struttura extra che viene individuata dall'UNS, perché? Perché magari nella casa c'è sovraffollamento, quindi non possono starci, a quel punto l'UNS dice tu vai nel tot Nell'albergo, nella colonia. però. Ma sai, allora noi abbiamo messo a carico, Non è a carico l'interessato e vedete se lo paga. perché è previsto il DPCM, stavo dicendo, no? L'abbiamo messo solo per quel motivo, il DPCM prevede che sia a carico. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non provvedesse nel momento in cui gli ritorna l'operaio, l'ingegnere, il tecnico a chiamare per fare il tampone, viene bastonato. Sì, Viene ma bastonato, diciamo, viene assolutamente, cioè, sarebbe un fatto grave visto e considerato che è un'attività gratuita che diamo, quindi la colpa sta sempre dalla parte della sanità se non eroga il servizio a quel punto, no? Cioè l'unica fatica è chiamare, cioè mandare una mail, dire guardate io ho un lavoratore che mi è rientrato, nel frattempo lo fai lavorare con la mascherina, cioè non c'è nessuno, ecco questo chiariamolo, magari lo mettiamo anche un po' meglio sull'ordinanza questo aspetto, cioè non si interrompe nessun processo produttivo, però deve andare la tranquillità. Ricordo che se ti entra un positivo in un'azienda, dopo diventa un problema perché devi isolare mezza azienda o anche tutta l'azienda. L'obbligo di denuncia e segnalazione da parte del Sì, giustamente, scusami, la signora Bondassini dice comunque, lo sanno prima quando rientrano oltretutto. Sì, perché non è che uno arriva a sorpresa, dice sono arrivato. Sì, è un obbligo di lavoro, quindi è una cosa programmata. L'obbligo di denuncia e segnalazione all'UNS nei confronti di chi non è attivi che sono in quarantena? No, scusa? Io UNS devo segnalare al sindaco e alle prefetture che Alba Lanzan è in quarantena. Sì, sì. Ma come fa l'UNS a sapere che io sono in quarantena? Perché abbiamo la lista degli isolamenti, perché è predisposta dai SISP, è l'UNS che stabilisce le quarantene, se no ne avremo pochi in quarantena. No, ma se uno torna, cioè torna in aereo e non ha sintomi, non ha niente, non chiama il SISP, Deve segnalarsi, cioè la no, procedura. possiamo spiegare meglio. Sì, la procedura, io sono un cittadino americano, un italiano che arriva dagli Stati Uniti, torno a casa, mi devo mettere per legge in quarantena e devo segnalare la mia presenza all'ULS, cioè l'ULS deve sapere che io sono in quarantena. Quindi è il singolo che prima informa l'ULS e dice io sono appena tornato da un Quelli paese in che deve quarantena, fare la quarantena. quelli in quarantena per questo motivo sì, quelli in quarantena perché sono contatti stretti di un positivo, li sappiamo noi perché li provvediamo noi. Certo, Sono ma quelli quelli che tornano è obbligo di segnalarsi per legge. La legge nazionale allora? Sì, sono obbligati. No, giusta la domanda così abbiamo chiarito, no? Le 2 quarantene. È proprio un obbligo di legge. E fra l'altro dice, anche lì c'è un reato se esci di casa, anche se sei in quarantena perché sei tornato da un paese per il quale era prevista la quarantena. Possiamo, Presidente, fare un passetto indietro al 1° di luglio, il caso che sta occupando le cronache di questi giorni. Il Vicentino con i colleghi dipendenti che va in Serbia, torna, riparte, va in Bosnia, eccetera. Cosa dovrà fare e cosa invece dovrebbe fare con la nuova ordinanza? Ma posso passare anche la parola al dottoressa Russo se vuole. Così lo facciamo autentico della prevenzione. Diciamo, con la nuova ordinanza dovrebbe
segnalare il suo rientro e quindi si fanno i tamponi. Sì. Allora, intanto c'è anche un punto dell'ordinanza che ha letto il Presidente che dice che un soggetto che presenta una sintomatologia in presenza di febbre chiama il medico curante e si mette in autoisolamento. In primis, questo indipendentemente dal fatto che torni da un paese, ma a maggior ragione se torna da un paese dove non è chiaro qual è la situazione epidemiologica. E secondo, in questo caso, se il soggetto è stato in un paese che non rientra, in questo caso non rientrava nei paesi che sono elencati nell'allegato 1 di cui abbiamo parlato, dice che è tornato da quel paese e allora lui e i suoi collaboratori si chiedono un tampone che gli viene fatto. Gli viene fatto un tampone sul momento, adesso, e dopodiché gli veniva fatto anche prima perché aveva la sintomatologia, ma in questo caso sarebbe stato fatto anche ai suoi collaboratori che al momento non presentavano, al momento sono contatti stretti e sono negativi e sono anche sintomatici. Comunque avrebbe fatto il tampone e se appunto risultava negativo continuava a lavorare fino al quinto o settimo giorno, questo per coprire al massimo la possibilità che poi fosse insorgere la sintomatologia, se ne faceva un altro. La domanda potrebbe essere: ma se il periodo di incubazione è 14 giorni, perché poi non lo consideriamo? Lo consideriamo al quinto o settimo giorno per questione di maggiore probabilità. Ciò non esclude, viene detto al soggetto, di fare l'automonitoraggio. Quindi nel caso in cui dovesse in qualsiasi momento, che sia dentro che sia fuori, da questa finestra temporale che definisce i 2 tamponi, presentare una sintomatologia, è chiaro che deve avvertire l'USI di riferimento. Sì, dottoressa, scusi, ma non ho capito. Invece, senza questa ordinanza, cos'è che doveva fare? Doveva telefonare per dire che non stava bene e che era stato in un paese che è quello della Serbia, basta. Solo perché aveva Certamente. Sì. Sì, c'è anche da aggiungere, da quel che si è capito dalla relazione del SISP, cioè se avesse avuto notizia di aver avuto contatti con persone Covid positive, adesso bisogna stare sempre attenti a quello che si dice, ma noi abbiamo avuto notizia che lì c'è anche chi poi ha perso la vita oltretutto. Adesso io non so che qualità di relazione ci fosse e se avessero avuto un contatto stretto o meno, ma nelle nostre relazioni risultava insomma che ci fosse anche storia di un'infezione locale nota. Comunque stiamo parlando di persone sintomatiche che quindi avevano, a prescindere dalla serie, avevano l'obbligo di segnalarsi. Sì, se posso aggiungere, Presidente, giustamente come dice il Presidente, perché lui era a conoscenza, pensiamo, del fatto che la persona con cui aveva avuto contatto era una persona insomma, che non stava bene, in quel caso non solo doveva autosegnalarsi per il fatto che aveva la febbre, ma doveva a maggior ragione autosegnalarsi per il fatto che era venuto a contatto con un caso sospetto o confermato. In quel caso invece c'è proprio l'isolamento per 14 giorni e quello è già stabilito. Abbiamo ora Zambò. Salve, anch'io ho 2 chiarimenti sempre su questo punto. Buongiorno. C'è la lista di chi è in isolamento del SIS che quindi è completa, ammesso che tutti facciano anche il loro dovere nel momento in cui non hanno sintomi ma tornano e avvisano. La segnalazione alla prefettura, oltre che ai sindaci, è una novità? No. Era già quello che succedeva prima, ma Sì. adesso non è più così, quindi è stata reintrodotta così come era durante il Adesso è stata viene rimarcata, ma diciamo viene anche strutturata, nel senso che poi abbiamo le ULS che si muovono ancora in maniera più pesante su questo fronte. Okay. L'altra cosa, forse per l'avvocato Bottone, le ultime 2, precisamente che tipo di denuncia si configura nel momento in cui c'è il rifiuto a ricovero? Scatta la denuncia d'ufficio, per cosa? Vai bene. Vicinissimo. Precisamente, ecco, quando c'è un ricovero che viene richiesto da parte della struttura sanitaria a una persona, c'è un accertamento di una situazione di particolare gravità, quindi c'è consapevolezza da parte del soggetto della gravità della sua condizione e se questo riguarda
il contagio Covid con la possibilità di diffusione, c'è la possibilità di contestare il reato almeno colposo dell'articolo 482. Quindi c'è una fattispecie. Che articolo, scusi? 482 del codice penale, derivante dal fatto che non siamo di fronte a un caso in cui uno ha semplicemente la febbre e deve decidere se ha un'infezione respiratoria, che è un elemento soggettivo, non particolarmente chiaro, e quindi ci può essere anche incertezza nella valutazione dell'esistenza del presupposto per la sottoposizione all'isolamento. Poi siamo di fronte all'ipotesi in cui c'è una struttura ospedaliera che dice a una persona che ho accertato il contagio, non solo hai il contagio, ma sei in una condizione di particolare gravità, devi rimanere qui a farti curare. È vero che questo è il problema appunto statale, che diceva il Presidente, e le cure sono assolutamente volontarie, ci si può sottrarre, no? Principio costituzionale. Ma se tu ti sottrai a questa cura nel rispetto delle libertà costituzionali, sai che puoi incorrere comunque in fattispecie di reato determinate, previste da altre norme dello Stato in relazione non a meri ipotesi di pericolo di contagio, ma a una situazione effettiva di possesso del contagio. E si parla di diffusione di germi patogeni. Sì, ovviamente si tratta di norme del 1942 che usano le espressioni diffuse in quel periodo di tempo, ma non siamo noi ad aver immaginato l'applicabilità di queste specifiche norme del codice penale in relazione alle ipotesi Covid. È il legislatore che ha espressamente richiamato, diciamo in via cautelativa, il 452, che è la fattispecie, si dice, l'ipotesi colposa, no? Quella di chi diciamo, accetta il rischio di diffondere il contagio e non ha ancora, e non ha la volontà, non ha il dolo di diffondere il contagio stesso. Ma anche questa, ma il colposo è espressamente previsto da una norma in generale. Appunto il colposo non è una fattispecie automatica, qui c'è una ipotesi molto, tra l'altro severamente punita, di applicazione della sanzione penale, anche solo per il fatto che uno si pone in una condizione di possibile trasmissione del contagio. Un'ultima cosa a proposito delle ricadute poi penali, il Presidente diceva una previsione di reclusione da 1 a 12 anni in un caso e nell'altro da 3 mesi a 18 mesi. Che differenza c'è? Ecco, il primo caso, quello per la sanzione molto grave che arriva fino a 12 anni, no? Per l'ipotesi di dolo, perché è inclusa anche quella possibilità. Quella è appunto la sanzione che viene applicata al caso evidentemente molto grave, per esempio di chi si sottrae a un ricovero per cui sa perfettamente di essere contagiato, sa di essere addirittura in una situazione di obbligo di cura e sa che, perché lo sanno, è assolutamente fatto notorio, che l'uscita può determinare il contagio. L'altra ipotesi, quella punita con una sanzione meno grave, punisce la disobbedienza a un provvedimento esplicito dell'USL o del sindaco di sottoposizione alla misura dell'isolamento, a prescindere dalla gravità della condizione fisica di patologia del soggetto. Potrebbe essere necessariamente un positivo, ma un positivo sintomatico, un positivo che ha un grado di pericolosità inferiore rispetto a quella di chi invece è richiesto o addirittura riceve un ordine di ricovero. Perfetto, grazie. Grazie. Fois. Buongiorno. Volevo chiedere se è previsto qualche cosa anche per gli albergatori, vale a dire un albergatore che magari ha adesso sul tavolo una prenotazione che arriva da un paese che non fa parte delle 36 nazioni,
c'è la quarantena, ma già c'è. Cioè adesso deve Il segnalare cittadino il fatto statunitense che prenota in questo momento, ma così accade un po' per tutti i paesi europei, sa che deve fare prima la quarantena. per cui anche se qualcuno magari ha affittato una macchina e arriva dalla Germania, quello non è entrato direttamente in Veneto, in Italia, no, nel senso chiedevo se l'albergatore deve segnalare il fatto o una persona che mi arriva dagli Stati Uniti. Qualsiasi cittadino che è in possesso di informazioni utili per prevenire il contagio lo deve segnalare, appunto. Però insomma, io non andrei a lambire l'ambito turistico perché oggettivamente ne abbiamo consegnato una situazione di assoluta tranquillità e quindi l'appello che faccio io è che si continui a prenotare senza nessun problema. Avete visto che abbiamo una sanità performante e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo aperto, diciamo, questa nuova finestra rispetto a questo. E ripeto, per essere proprio andare alla sintesi, proprio al nocciolo della questione, c'è una norma che prevede che fino a 5 giorni di uscita nei paesi nei quali sarebbe prevista la quarantena per rientrare non si fa quarantena. Capite che il virus è una questione di qualche istante e non di 5 giorni. Allora noi intercettiamo tutto il blocco di coloro che tornano al lavoro entro i 5 giorni, no? Poi c'è tutto il blocco di quelli che vanno al matrimonio e tornano a casa perché magari non lavorano, che noi disconosciamo, cioè non siamo a conoscenza di questo. Quindi il PCM qui dovrebbe fare chiarezza. E io farei fare che a partire dai 5 giorni deve fare chiarezza. Il Veneto interviene oggi dicendo che quantomeno per i lavoratori che vanno in contesti di assembramento di comunità ci sia ovviamente un piano di sanità pubblica ed è esattamente quello che abbiamo deciso, che è una grande novità che si affianca a un DPCM invece che lascia un pertugio importante aperto. Vi è sufficiente, ragazzi? Giacomuzzo. Prego. Buongiorno, volevo chiederle il contatto che ha avuto con il ministro Speranza, se ci sono novità, quando risale e che tipo di feedback le ha dato. Sì, ciao, guarda, io ne ho parlato venerdì e anche sabato mattina che ci siamo sentiti sul presto, penso alle 6, e abbiamo parlato un po', capita che ci sentiamo e abbiamo parlato di questo. Ma il ministro Speranza, per carità, lui comunicherà per conto suo, visto che ha fatto anche l'intervista, per cui mi permetto di riportare le parole che peraltro aveva anticipato a me, che condivide la posizione sul tema del ricovero, nel senso che quando un cittadino ha l'obbligo di essere ricoverato perché non può provvedere a cure in autonomia e in sicurezza, bisogna che i sanitari siano in condizione di ricoverare. Poi c'è qualcuno che dice ma Zai ha parlato di TSO, il TSO non si fa solo per le malattie psichiatriche, noi nell'immaginario collettivo c'è quella, no? Vanno a prendere il malato di mente e lo portano in ospedale. Il TSO lo si fa anche per epidemie, per altre attività, per cui e poi c'è una sperta di prevenzione che lo può. Fra l'altro vogliamo dire il TSO per loro si può fare. No, allora interviene anche il dottor Botteroni. Allora il TSO è un trattamento sanitario obbligatorio e la definizione stessa dice che quando viene definito questo deve essere applicato. Viene disposto dal sindaco e viene confermato da un medico, generalmente un medico di sanità pubblica. Le motivazioni possono essere di natura psichiatrica, quando la persona deve sottoporsi ad un trattamento per il bene di se stesso, perché può procurarsi un danno di cui non è magari consapevole e può rappresentare un pericolo anche per gli altri. E questo è il primo e forse anche il più conosciuto. Però si applica anche nel caso di alcune malattie infettive, quando il soggetto, pur essendo a conoscenza del pericolo che può avere lui stesso, ma soprattutto del pericolo che la sua condizione può riservare agli altri, non intende far sottoporsi a terapie o a cure che possono ridurre queste evenienze. Un trattamento sanitario obbligatorio si può applicare per esempio ad un soggetto con una tubercolosi aperta che non vuole adottare nessun tipo di terapia per se stesso e non vuole fare nessuna
tipo di attività che possa ridurre quella che è la sua contagiosità. E anche in questo caso, quindi nel caso anche di altre situazioni epidemiche. Non so Franco se volevi aggiungere qualcosa. Quelli famosi, diciamo, sono proprio quelli della legge Basaglia, del 70 e del 78, e della legge di riforma della sanità, sempre del 78, che esprimono appunto il principio generale per cui i trattamenti sanitari sono o volontari o obbligatori, ma se sono per essere obbligatori ci deve essere proprio una previsione di legge che individua i presupposti e quelle appunto specifiche sono ben definite, ecco. Quindi qui a livello regionale è chiaro che si va male a prevedere delle ipotesi che non hanno questa copertura, perché siamo di fronte a diritti costituzionali e a libertà di diritto. Come avete capito non sono solo malattie mentali. Se qualcuno faceva lezione sui giornali del fatto che è sbagliato. Posso? Prego. E c'era la Giacomuzzo. Scusami. Cristina, è sufficiente? Avevo un altro dubbio. Il mio vicino di casa, esempio marocchino, va e torna anche oltre, torna dopo 2 settimane. Lo vedo che non si mette in isolamento, lo vedo che gira tranquillamente. Allora, io cittadina devo segnalarlo e sempre la SISP allora? Sì. O l'autorità giudiziaria, cioè uno può anche essere denunciato, cioè non è che... E Filippo c'era la TGR e poi tu. Ecco, se parli, grazie. Solo chiaramente sempre si parlava anche delle misure carcerarie fino a 12 anni di carcere per chi rifiuta il ricovero, si parla anche di sanzioni. Sì, c'è l'avvocato. E comunque mi sembra di capire, giusto per fugare nei dubbi, il TSO ricovero per articolo 4 non può essere deciso per la regione, deve essere una cosa che è aspettata a livello di... Per ora. Al momento no. Okay. Va normato rispetto al coronavirus. Se fossero tubercolosi sì. Filippo. Capite che è una contraddizione, no? E avvocato, rispetto alle misure carcerarie, chiedeva, puoi ripetere? Se erano previste anche multe particolari, si parlava dei 1.000 euro a livello di aziende. Quando c'è sono queste due, no, c'è la limitazione alla libertà di reclusione, insomma, da un minimo a un massimo. C'è l'altra ipotesi che è quella della disobbedienza, diciamo, all'ordine dell'USL, di stare comunque a casa perché positivi, anche se asintomatici, anche se non, diciamo, in condizioni di patologia evidente, ecco lì c'è. Ci sono quei famosi 5.000 euro di massimo di sanzione penale, non amministrativa, perché appunto la sanzione amministrativa in questa materia è limitata a livello regionale a 1.000 euro massimo. E l'arresto? E l'arresto per il Filippo? Sì, per tornare al discorso del TSO su cui si erano alimentate delle aspettative evidentemente infondate, pare di capire che il ricovero coatto non è possibile, non è previsto. Ma questo l'abbiamo detto subito, ma la denuncia non era prevista, adesso è prevista. Quindi, cioè perché se una denuncia perché ti rifiuti di farti ricoverare? No, ma dico per chiarire. Sì. Quindi il fatto nuovo è la denuncia penale automatica, chiamiamola così. La denuncia, sì. La denuncia. Poi sarà il magistrato a capire che il chiaro andrà, no? Certo. Io avevo un'altra domanda da fare che riguarda i suoi rapporti con il governo, perché ho come l'impressione che in questa lunga fase vi siano interlocutori di governo con i quali lei dialoga, collabora, anche invece con cui ci sono forse dei problemi, ci sono delle divergenze. Lo dico perché sabato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, in una nota da lui firmata, scrive letteralmente che il Presidente Zaia è caduto in uno stato confusionale e le contesta il fatto di essere passati nel giro di pochi giorni da messaggi distensivi a messaggi allarmistici, a messaggi nuovamente distensivi all'annuncio di una ordinanza restrittiva.
Ecco, questo fatto mi ha colpito perché viene dal esponente del governo. Ho rapporti zero. Non lo so. Di cosa si occupa? L'editoria. L'editoria. Non c'entra niente con la sanità. E io direi che c'è Zambon, Lanzan, poi possiamo concludere se non ci sono altri. Era per cambiare un po' argomento. Prego. Basta che non ci risponda come al solito che i sondaggi sono dopati dal coronavirus. È vero, se Conte prende il primero perché sono partiti. Vabbè, No, ha capito che parliamo della classifica del Sole 24 Ore e quest'anno mi pare di capire le da 10 punti percentuali in più da 60 a 70, se ho visto bene. Non so. Quindi evidentemente Ma sai, un io cambiamento. posso dire, dà soddisfazione che condivido perché è frutto del lavoro di tutta la squadra, non solo degli assessori e dei consiglieri, ma anche di tutti coloro che lavorano con noi, perché è tutta la squadra della sanità, tutti. Dopodiché stiamo sondando e testando un periodo atipico, no? Dal punto di vista statistico si direbbe che il campione non è significativo, perché stiamo parlando di 100 giorni di coronavirus e quindi ci sono degli amministratori che si sono messi sotto i riflettori, altri che non c'entravano nulla per la sanità e quindi qualcuno si è neanche dimenticato. E andremo in un periodo ordinario prima o poi. Poi se io dico, come ho detto l'ultima volta, mi viene sempre in mente il sabato del villaggio di Leopardi, no? Leopardi alla fine dice che è meglio il sabato che la domenica e quando ti arriva il sondaggio sei già la domenica, no? Perché poi pensi già che c'è, arriva lunedì, la festa è già finita. Poi il mio professore di statistica all'università dice guardate la statistica è una bestia strana perché a volte si dice che gli italiani mangiano un pollo a testa all'anno, ma poi la verità è un'altra, che alcuni ne mangiano 10, altri non li vedono mai i polli, quindi sono fatto di numeri, no? Il miglior sondaggio è quello della gente, è quello dei cittadini che ci sono vicini, fanno sentire il loro calore, capiscono quando siamo in difficoltà, comprendono gli errori quando li facciamo e ci aiutano quando dobbiamo fare le scalate più difficili e con il coronavirus l'hanno dimostrato. E Lanzan e poi chiudiamo. Per flash, Presidente, perché l'ordinanza vale solo fino al 31 luglio? Ma sai, Alda, per un fatto proprio direi di consuetudine, no? Perché di mezzo ci sono sempre i DPCM, potrebbe accadere che il governo con il DPCM che scade il 15 decida di sistemare la partita del TSO e decida di sistemare la partita del bonus dei 5 giorni del periodo di rientro entro i 5 giorni dai paesi per i quali è prevista la quarantena obbligatoria. Quindi potenzialmente abbiamo messo il 30, potevamo mettere anche il 15, nel 15 dopodomani avete mettere il 30. L'altra cosa, noi abbiamo parlato dei turisti che arrivano in Veneto a fare le vacanze, parliamo dei veneti che vanno all'estero, vale anche per loro. Sì, se il Presidente va negli Stati Uniti quando torna sta parlando di decisioni sì, obbligatorio. Avete fatto una stima di quanto costerà le casse pubbliche dover fare tutti questi tamponi? Risposta semplice no. No, però ma lo affrontiamo, io penso che abbiamo 14 laboratori di microbiologia, abbiamo il SISP, le nostre aziende ospedaliere, insomma cercheremo di dare risposta anche a questa. Io la considero anche un fatto di civiltà, no? Pensate a un lavoratore che entra in un processo produttivo dove ci sono centinaia di lavoratori, se ci creano dei focolai gratuitamente non ne vale la pena. Anche perché stanno assieme 8 ore, cioè non è che passano al bar e giochi è una roulette russa, lì ci stanno proprio assieme. Peraltro voi sapete che in base all'accordo sindacale è previsto che a distanza superiore del metro non si porti neanche la mascherina nell'ambiente di lavoro, per cui questo inquieta ancora di più, no? In caso di un positivo. Io ne ho letto un'altra, Presidente, riguardante sempre il caso del Vicentino, nel senso che la famiglia e le aziende hanno pubblicato sul sito della fabbrica una nota in cui dicono che il signore in questione non è uscito di casa, cioè quando è stato messo in isolamento fiduciario, è dato al ricovero, è andato a casa, fino al 1° luglio, quando è stato effettivamente ricoverato, dicono non ha fatto vita sociale, non è andato a ballare o altro, ha avuto però degli incontri. Vi chiedo, ha incontrato un maggiordomo
o ha incontrato il mondo a casa? Cosa sapete dalle interviste che Lus vi ha Noi abbiamo solo una relazione, adesso do la parola al dottore Saluccio. Posso dire però che c'è un'incertezza sulla quale nessuno può dire il contrario, che stiamo parlando di un sintomatico. A prescindere dal fatto del prima dell'ospedale e dopo dell'ospedale, stiamo parlando con una persona che aveva sintomi, perché l'ha dichiarato, e se non li ha avuti, cioè il fatto che tu hai, che so, la febbre, piuttosto che la tosse, queste robe sono dei sintomi per i quali tu dovresti subito allarmarti. Prego. Allora, a questo proposito, Lucio ci ha riferito che la persona non è uscita, secondo quello che sanno loro, dall'isolamento obbligatorio da quando è stato dopo, diciamo, la accertata positività al virus. E risulta che lui abbia ricevuto delle persone con mascherina che sono solo andate a vedere come stava e che erano suoi ospiti. Si sa quante? ha riferito quante? Ma mi sembra, ma non sono sicura di queste, che fossero 2 persone. Io suppongo che si siano affacciate alla camera dove questa persona era per chiedergli come stava, insomma. Però per correttezza lui l'ha riferito. Sì, però forse anche per correttezza bisogna ricordare la storia del 25. Certo. Perché se no alla fine viene fuori che sembra una banalità sta roba. No, non per ridurre diciamo quello che è il comportamento per in questo ultimo caso. Tra l'altro questi 2 soggetti comunque sono anche questi in isolamento, perché erano ospiti che erano stati alla cena che lui aveva fatto prima. Sì, però dal 25 cosa è accaduto? Allora, da quando lui è rientrato e presentava questi sintomi che erano, diciamo, potevano essere compatibili con la malattia, visto anche i contatti che aveva avuto in Serbia, non ha fatto nulla, ha continuato a condurre la sua vita, da quello che ci risulta, soprattutto diciamo, frequentando dei contesti con la presenza di numerose altre persone, quindi una festa, un funerale, insomma altri incontri. Questo è quello che ci risulta. Soltanto quando l'aggravamento dei sintomi l'ha costretto ad andare in pronto soccorso è stato fatto un tampone, si è accertato che era positivo, da allora necessariamente posto è soggetto a quarantena obbligatoria, non è uscito dal domicilio da quello che ci viene detto, ma ha ricevuto la visita di queste 2 persone per accertarsi delle sue condizioni di salute. Queste persone erano state alla festa e pertanto sono state poste in isolamento con gli altri. Poi il resto insomma lo sapete. La denuncia, la segnalazione dell'Udus Fatto America è stata consegnata in queste ore? Ha detto Pavesi che aveva fatto, lo ha detto ancora sabato, immagino abbia fatto sabato, e poi questo compete al direttore Pavesi, è stata fatta sabato. Sì, non è roba che seguiamo noi, la fa direttamente il direttore. Quindi queste 2 persone sono ulteriori 2 persone in isolamento? No, erano alcune persone che erano presenti anche alla sono state poste in ulteriori isolamento? No, erano tra quelle poste in isolamento, okay. Solo che queste persone erano ospitate nella casa, adesso non so naturalmente, e quindi poiché appunto c'era stata questa accertata positività, sono andati a vedere qual era la situazione, insomma, parlare con lui. Quindi erano già in isolamento, sono ancora in isolamento con tutti gli altri contatti. E le persone contagiate in tutta questa vicenda sono 5, compreso il malato. Sono 5 compreso il malato, sì. E a proposito della c'è un cena, tampone che dobbiamo verificare. Sì, più un tampone da verificare. a proposito della cena, perché mancavano all'appello circa 80 persone un paio di giorni fa, ci sono stati degli sviluppi, qualcuno si è fatto? Allora, da quello che sappiamo, da quello che so io, dall'ultima relazione che non è di stamattina ma è quella di sabato, erano 52 i soggetti posti in isolamento. Scusi, perché se non ho capito, chiedo scusa. Le 2 persone che sono andate a trovare il signore in isolamento a casa, nella sua casa, e lei dice erano suoi ospiti, nel senso che dormivano da lui, e questi erano già in isolamento? No. Allora, nel momento in cui il soggetto è risultato positivo, lui ha dato l'elenco di alcuni ospiti di alcune persone che erano presenti alla festa.
ok? Tra cui c'erano questi due soggetti. Poi lui ha riferito successivamente che il 30 queste persone erano andate a chiedergli come stava. Queste due persone erano ospiti nella sua residenza. Comunque la situazione è circoscritta e questo è l'aspetto positivo. Non contiamo di avere altri positivi negli isolamenti e facciamo anche gli auguri, spero di pronta guarigione, al Signore, visto e considerato che poi si è anche aggravato. Le informazioni che abbiamo sono di un recupero e veramente speriamo che recuperi velocemente. E con questo chiudiamo. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Grazie.